sempre al top per quanto riguarda anche le presenze anche quest'anno. Allora, cosa è cambiato secondo lei nel corso degli anni il carnevale, specie qui a Scodosia? Beh, io ho partecipato anche quando ero piccolo, ovviamente non sono da Casale, però ero comunque un ospite, diciamo così, che partecipava al carnevale di Casale. A suo tempo era tanto strapieno di persone, dopo quel tempo aveva un po' scemato, ma negli ultimi anni, grazie anche a questa amministrazione e l'organizzazione che c'è in questo momento, l'ha riportato al top, che effettivamente anche in questi giorni abbiamo visto è pieno di gente. È un percorso virtuoso di un comune che tantissimi anni fa ha iniziato una manifestazione che oggi è una tradizione importante per il nostro territorio, non solo per Casale, e che anche i piccoli enti riescono a fare delle manifestazioni importanti attirando l'attenzione di tutto un territorio e anche oltre. Beh, io vedo c'è sempre, ogni anno, sempre una grande bella partecipazione. Io devo dare adito che è organizzato bene, giusto? È organizzato molto bene perché qui c'è la sensibilità degli amministratori e delle associazioni del territorio e stanno valorizzando tutte le peculiarità di questo meraviglioso Bassa Padovana. In 5 anni c'è stato un aumento esponenziale del pubblico, come amministrazione ci abbiamo investito molto. Uno di pochi carnevali gratuiti che danno tutto quello che diamo noi, carnevali dei bambini principalmente che faremo martedì. Comunque ogni giornata ha un tema dedicato in maniera diversa. Oggi è la giornata di Miss Italia che abbiamo appena fatto le votazioni. Allora, quanti carri conta quest'anno Casale? Abbiamo i carri del comune nostro che abbiamo 7 carri, di cui 5 sono quelli mastodontici che faranno parte della gara vera e propria. Poi abbiamo anche carri che arrivano dai paesi limitrofi. Ciao Danilo. Ciao, grazie per essere qui. Volevo chiederti una cosa, te sei stato ospite qui al carnevale di Scodosia. Cosa ti sembra? Che impressione hai? È una bellissima impressione vedere la gente in giro per le strade insieme, perché è un carnevale che crea unione e condivisione vera, perché la gente è in giro per divertirsi e non per fare compere, quindi il comune che insomma organizza una cosa del genere con questo gran successo da così tanti anni è veramente un grande pregio e bisogna dargli tanto merito. Ti faccio i complimenti per lo spettacolo che ho assistito tuo. Allora, volevo dirti una cosa, i tuoi progetti futuri? Mi diverto. Allora, niente, la mia canzone intanto che avete sentito prima, Bella Frade, che è sul web e su YouTube, potete cliccarlo, ci sono tanti personaggi della TV dentro il video, compresi i cugini di campagna che li ho avuti come... E insomma, poi tra i miei progetti invece ho appena finito di girare un cortometraggio inglese con la regia però di un italiano, è la storia tutta italiana, però prodotto dalla London School Cinematography di Londra. È un bellissimo corto che vedremo quest'estate, girato a Monterosso in Liguria, e io sono stato tra i protagonisti di questa splendida pellicola, perché è fatto su pellicola e quindi posso chiamarla proprio così. Felice di questo bel progetto che poi parteciperà a concorsi internazionali, quindi felice di essere venuto proprio il giorno dopo le riprese, quindi sono abbastanza rilassato, felice. Ecco, ho tolto tutte le maschere, questa è la mia maschera dell'allegria e della felicità. Come sei te in realtà? Grazie di cuore. Era qui con noi prima e il presidente arrivati c'è anche la televisione di là, il caffè 24, oggi sono circondato. Gianna Borgo di Sarcedo, provincia di Vicenza. E lei ha già messo il piede nelle finali regionali in Veneto. Grazie Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in Veneto di Miss Italia. Buongiorno Paola. E anche non so di nessuna fascia. Non ha vinto niente Paola, volevo... Anche una Miss Veneto, così. Il bacio di Paola Rizzotti, della nostra patrona, che è lì. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas
para qué